chi ha reso possibile questo miracolo e in particolare i fondatori e i sostenitori di Grande Reggio, che hanno lavorato assieme a noi da molti mesi per costruire questo progetto politico-amministrativo per la città. Volevo ringraziare tutti i candidati che hanno accettato l'invito di Grande Reggio e Progetto Reggio a correre in questa stupenda avventura, perché ci mettono la faccia e perché ci mettono le proprie competenze e le mettono a disposizione della città. E poi voglio ringraziare anche quei movimenti politici che saggiamente hanno deciso di fare un passo indietro per agevolare questa corsa. Il riferimento è l'UDC, Fare, un pezzo di Scelta Civica, il movimento neonato Io Cambio, che hanno deciso insieme di non presentarsi ma di sostenere questa esperienza. Fatti i debiti ringraziamenti a tutte queste persone e in particolare a Cinzia Rubertelli, che ha accolto l'invito a presentarsi come candidato sindaco e in maniera egregia sta rappresentando questo ruolo come sintesi dello stile, dei valori, delle proposte che vogliamo portare all'attenzione degli elettori. E voglio anche rendervi partecipi del clima e della situazione che ci si pone davanti, perché ritengo che sia indispensabile non solo porsi all'ascolto, ma poter anche riuscire a trasmettere quelle che sono le nostre proposte per la città.